Oggi direi che è una giornata storica, una giornata memorabile per Possagno e per i possagnesi. La riapertura della laser dopo questi lavori sulla seconda e terza campata che vanno a completare quelli fatti nel 2017 sulla prima campata e sull'atrio. Un qualcosa che ci riempie d'orgoglio come amministrazione, che riempie d'orgoglio tutti i possagnesi. Invito tutti quanti a tornare a vederla perché toglie il fiato. Oggi viviamo un momento speciale del Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. Infatti si riapre la parte storica dopo un lavoro di restauro durato quasi 7 mesi e abbiamo anche la possibilità di godere dell'intera collezione dopo vari anni. Infatti in questi mesi abbiamo anche ricollocato quei bassorilievi che erano stati staccati appunto qualche anno fa e quindi l'intera collezione è pronta per essere goduta dal nostro pubblico, dai nostri visitatori.